delle prime iniziative pubbliche che facciamo nel nuovo e appunto restaurato Palazzo Altan Venanzio. Abbiamo detto in occasione dell'apertura che l'auspicio, l'augurio e l'impegno è quello che in questa sede si animino momenti di riflessione e di dibattito culturali a 360 gradi, quindi non solo per quanto importanti e fondamentali attività per i bambini, presentazione di libri, ma anche appunto finestre sul territorio come quelle che questa sera ci viene proposta. Come una delle cose che ci chiediamo spesso è cosa possiamo fare come pubblica amministrazione locale per migliorare e aiutare proprio il tessuto produttivo, per creare lavoro, per aprire nuove finestre. Ecco, non è facile rispondere a domande di questo tipo, soprattutto in questo momento. Come Comune abbiamo cercato in questi anni di utilizzare tutti gli strumenti in nostro possesso, che devo dire sono sempre più risicati e i cui margini sono sempre più piccoli. Abbiamo cercato di ottenere finanziamenti di varia natura, abbiamo cercato di recuperare spazi patto proprio per poter investire e come Comune ci siamo fatti promotori anche di cantieri di opere pubbliche. Questo ne è l'ultimo esempio. Cantiere di opere pubbliche che da sempre e soprattutto adesso, visto un momento di grande crisi, hanno potuto sostenere e comunque dare una mano al tessuto produttivo, mettendolo in moto e dando aria. E devo dire... Però a parte questo voglio dire che l'amministrazione comunale, come ha già detto l'assessore, anche Portoguardo, il patto di stabilità mi sembra oltre 5 milioni di euro bloccati, qualcosa del genere, ed è veramente qualcosa che per l'economia sarebbe fondamentale. Sono riusciti però, mi sembra, se ricordo i numeri, con l'ultimo mandato a fare oltre 40 opere pubbliche e sono stati molto bravi perché da quello che hanno detto moltissimi li hanno fatti con finanziamenti, diciamo così, che non hanno gravato sulle casse di bilancio, anche perché non avrebbero potuto farli. E tra questi ci hanno regalato in questi giorni in questo palazzo. Noi ne abbiamo un po' approfittato per cercare di fare, e abbiamo cercato di fare un paio di eventi, tra cui il primo è questo. Secondo me si sposa molto bene perché abbiamo una presentazione adesso, e lo ringrazio fin d'ora, e poi si presenterà Mauro Vita, che è colui che ha restaurato veramente le parti, diciamo così, come si può dire, più delicate del palazzo, e quindi ce lo racconterà. Abbiamo qui, e lo ringrazio di essere presente ovviamente, anche il progettista di tutta quest'opera, nonché il direttore lavori, ed è bellissimo averlo qui, così, quindi qualcosa ci racconterà anche lui quando vuole, se vorrà intervenire, perché visto che siamo una platea sostanzialmente di operatori anche del settore, è più una tavola rotonda che un convegno, quindi gli interventi potremo farli e incuriosirci. Dopodiché avremo l'ingegner Gallian che ci parlerà di questo Costruire Veneto con queste schede di lavorazione molto interessanti, e per chiudere abbiamo proprio il dottor Cancino che ci parlerà invece di queste nuove forme di contratto o di collaborazione, ma è un contratto vero e proprio di rete che può agevolare molto le imprese nel lavorare nel campo dell'edilizia e non solo, e anche e soprattutto nei rapporti dei lavori pubblici. Infatti io ringrazio l'ingegnere Anese che è qua, che poi rappresenta l'amministrazione tecnica, la parte tecnica per la costruzione delle opere pubbliche, fra cui questa, e così cortesemente mi ha dato un elenco, ma non mi interessa, delle imprese che hanno partecipato alla costruzione di questo palazzo, che pur ha un budget di circa 700.000 euro appaltati, quindi un budget sì sensibile, ma non che sia cosa, e se le contiamo sono intervenute ben più di 10 aziende, nel maniera credo classica, che è quella del subappalto, e potremo anche invece trovare sistemi diversi che secondo me avviliscono un po' di meno i subappaltatori, perché molte volte sono costretti a fare lavorazioni a dei prezzi e in situazioni non proprio ideali. Ecco, non sarà stato questo il caso, però ce ne sono, e credo che secondo me il contratto di rete potrebbe anche lavorare in questo senso. Poi comunque il dottor Cancino ci spiegherà meglio, potrei anche sbagliarmi, ma non credo. Ecco, io mi fermo qua, non credo di dover dire nient'altro, oltre a ringraziare nuovamente chi ci ospita e voi che state partecipando.